Le piace vincere facile, eh? No, no, vincere facile così forse se la gente va a votare. Stefano De Pieri, unico candidato sindaco a Chiarano per la Lega, in questa intervista datata 29 marzo lo specificava che la vittoria sarebbe arrivata se i cittadini fossero andati alle urne. Per la sua elezione era infatti necessario il raggiungimento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto, ma l'affluenza ieri alle 23 si è fermata al 47,29%, non sufficiente dunque perché il comune possa avere oggi un nuovo sindaco. Voglio comunque ringraziare tutti quelli che sono andati a votare, che hanno fatto come me e come tanti altri il loro dovere. Ai seggi molti coloro che hanno ritirato solo la scheda per le europee rifiutando quella per le amministrative. I pochi che hanno convinto tanti a non andare a votare e far sì che avesse questo risultato, e poi anche tutti quelli che sono andati a votare per le europee non hanno voluto ritirare la scheda per votare alle comunali. Oggi è forte l'amarezza per un'occasione persa. Il candidato De Pieri naturalmente è deluso perché insomma lui comunque per 15 anni ha operato nel nostro comune e lo considera anche un po' suo, ci conosce tutti. Il destino del comune è adesso quello del commissariamento. Di sicuro non sarà positivo per i cittadini di Chiarano. Questo mi dispiace, forse non l'hanno capito, però fra un anno, fra quando sarà il momento delle prossime elezioni, vediamo insomma come sarà il comune di Chiarano dopo un periodo di commissario.